La legge per il controllo e la eradicazione della specie nutria è esecutiva da oggi. Ora si passa all'operatività. Licenziata dal Consiglio regionale la legge che permette un intervento massiccio per eliminare il problema nutrie. I roditori presenti in Veneto, il cui numero si è moltiplicato negli ultimi anni tanto da parlare di fenomeno diventato incontrollabile, potranno essere abbattuti. La proposta è stata aspramente criticata e combattuta dal comparto ambientalista e animalista, che parla di carta bianca incondizionata data ai cacciatori. Il problema dell'eccessiva presenza della nutria crea delle grossissime difficoltà alla stabilità degli algini, piuttosto che anche all'equilibrio dell'ecosistema delle sponde acquatiche. Oggi è esecutiva, quindi adesso possiamo attendere con convenzione il piano di controllo che deve fare la giunta regionale, che stabilirà i particolari. La legge stabiliva quali erano i soggetti che potevano attenersi alle norme per attuare l'applicazione delle eradicazioni, quali sono i metodi, quali sono i luoghi e i tempi. Dopo l'estate si passa all'operatività. Noi crediamo che nel primo autunno si possa essere attuativi con le province in capo a questa progettualità per far sì che ci sia un controllo completo della presenza di questa specie e ridurre tutte le conseguenze che la presenza eccessiva ha creato sul territorio.